Buongiorno, buona giornata a tutti, ci rivediamo per il consueto bollettino. Oggi sono presenti qui anche gli amici della stampa, quindi abbiamo ripreso, altro segno della ripresa della normalità, quindi riprendiamo anche le conferenze stampa aziendali in presenza appunto dei giornalisti. Il quadro continua ad essere un quadro assolutamente soddisfacente dal punto di vista regionale e anche dal punto di vista locale. Anche oggi abbiamo zero riscontri di positività qui in Polesine. Credo sia il quinto giorno, ecco, lo sanno meglio di me i giornalisti, è il quinto giorno senza positività e comunque quelle che nel frattempo, diciamo che negli ultimi 10-12 giorni abbiamo riscontrato, sono state positività riscontrate attraverso lo screening. Quindi bene, insomma è un quadro, come dicevo, incoraggiante. In che senso? Ripeto parole già dette più volte, cioè dal punto di questi dati, questi numeri ci permettono, soprattutto anche i dati che vengono dall'attività quotidiana di screening, ci permettono di dire che in questo momento in Veneto, ma ancor più in Polesine, il virus non sta circolando, ma ripeto cose che ho già detto 1000 volte, però va bene anche 1001. Non vuol dire che l'abbiamo eradicato, che l'abbiamo completamente eliminato. Il virus è presente dove fondamentalmente oggi è presente nelle persone asintomatiche e positive. Quindi questo è il nostro target per l'oggi e il domani. Comunque, con ordine, allora dicevo, la situazione è assolutamente incoraggiante, ci permette di guardare al futuro in maniera positiva. Ecco, dal 4 di maggio in cui sono ripartite diverse attività, è passato già un congruo numero di giorni che ci può permettere di dire che quella prima tranche di ripresa di attività lavorative e relazionali non sta dando conseguenze evidenti. Ecco. Quindi questo è il primo dato di fatto. C'è stata poi la data del 18 di maggio, ancora più importante perché ha dato l'avvio alla ripresa di un numero importante per tipo, per quantità e per tipologia di attività produttive, commerciali, relazionali e per fare un punto della situazione rispetto al 18 abbiamo bisogno ancora di alcuni giorni, almeno altri 7, 8, 10 giorni, insomma, per fare un punto, per dare una valutazione, insomma, che sia significativa, ecco. Però, ripeto, ciò che stiamo vedendo fino ad oggi ci fa sperare per il futuro. Fa sperare dal punto di vista quindi della salute delle singole persone diciamo che possiamo aspettarci ogni tanto qualche positivo, certamente, magari potremmo avere anche qualche microfocolaio familiare, però insomma mi fa sperare, ecco, che dal punto di vista della salute collettiva, insomma, non avremo episodi importanti di endemie locali. Fa sperare dal punto di vista delle attività produttive, delle attività commerciali, perché insomma se quindi superiamo indenni o con conseguenze veramente modeste queste settimane, insomma vuol dire, ecco, che la continuità della ripresa può
o meglio che la ripresa può continuare, la ripresa delle attività può continuare ed evitare quindi il rischio di ulteriori chiusure che sarebbero sul piano socio-economico ancora più deleterie della prima tornata di lockdown. Ci fa sperare dal punto di vista anche della nostra vita di relazione, ovviamente, perché siamo animali sociali, abbiamo bisogno anche delle relazioni fatte con l'uso delle protezioni necessarie, ma insomma ci permette, ecco, se le cose continuano così, ci permetterebbe il risultato di continuare ad avere una vita di relazione adeguata, con le dovute precauzioni. Permetterà anche di avere una stagione balneare, in particolare anche per quanto riguarda il litorale polesano. C'è stato un gruppo di lavoro con la rappresentanza dei sindaci dei 3 comuni del litorale, Porto Tolle, Portoviro e Rosolina, con i rappresentanti delle categorie balneari, degli albergatori, dei campeggi e l'azienda, per definire dei protocolli che poi sono stati validati anche a livello regionale. E voi sapete che poi il Ministero, nel definire le linee guida per la stagione balneare, ha accolto quelle che sono state le indicazioni poste anche dalla Regione del Veneto, quindi abbiamo fatto un lavoro di preparazione per cui posso veramente dire che le persone che verranno a svolgere la loro attività balneare, a svolgere le loro vacanze balneari sul litorale polesane possono venirci con sicurezza, perché veramente il piano che è stato predisposto dagli operatori per quanto riguarda il nostro litorale è molto attento, è serio, hanno mostrato veramente grande impegno, serietà nel predisporre tutta una serie di situazioni che possano garantire la sicurezza delle singole persone. Quindi è chiaro che questi risultati sono il miglior auspicio, insomma, perché ecco, tutto ciò che ho detto possa continuare. Ritornando ai nostri numeri, oggi noi abbiamo ancora ricoverate 4 persone. Nel bollettino, che poi magari vedrete alle mie spalle, il numero dei ricoveri è 0. È una questione di semantica tecnica, insomma, nel senso che dal punto di vista del bollettino è corretto dire 0 ricoverati, nel senso che stiamo parlando, il bollettino parla dei positivi, no? E dice quanti positivi sono ricoverati, 0. Mentre io dico abbiamo ricoverate ancora 4 persone a 300 che però sono oggi risultate negative, sono ancora ricoverate, si sono negativizzate, sono ancora ricoverate perché hanno ancora dei sintomi che necessitano di osservazione. Dicevo semantica nel senso che c'è differenza tra guarito e negativizzato. Nell'immaginario collettivo negativizzazione equivale a guarigione e possiamo anche metterla così. Da un punto di vista più strettamente tecnico, allora la guarigione vuol dire, rispetto a, nel caso di una persona che ha avuto l'infezione da Covid, guarigione vuol dire negativizzazione, quindi i 2 tamponi negativi a distanza di almeno 24, noi facciamo 48 ore per maggiore sicurezza, ma vuol dire anche assenza di sintomatologia. Ecco. Quindi dal punto di vista del bollettino abbiamo 0 positivi e 0 ricoverati, nel senso che non sono più positivi, ma dal punto di vista più strettamente clinico abbiamo ancora 4 persone ricoverate a 300 perché hanno ancora della sintomatologia da smaltire e li metteremo quando staranno completamente bene.
Alcune settimane fa i numeri erano completamente diversi, siamo arrivati a 0 persone in terapia intensiva già da tempo, a 0 persone in terapia semi-intensiva respiratoria, a 4 persone ricoverate che però, come ho già detto, sono anche negativizzate, quindi diciamo un risultato veramente, veramente importante. Permettetemi ancora di dire grazie a tutte le persone che hanno lavorato nei reparti, che hanno accolto, curato le persone Covid positive, perché veramente è stato fatto un grosso lavoro e hanno fatto un grosso lavoro, hanno fatto un ottimo lavoro e i risultati lo dimostrano. Quindi un grazie ancora a loro per questi oltre che per l'impegno, per questi risultati. Prosegue l'attività di screening e quindi diamo anche alcuni dati relativamente anche alle case di riposo. Poi farò 2 parole sull'attività degli screening, anche perché oltre allo screening del piano di sanità pubblica predisposto dalla Regione, ci stiamo apprestando a far partire anche un progetto. Chiedo scusa, questo è il mio telefono che silenzio subito, eccolo qua. Ci stiamo approntando anche a far partire un piano, un progetto sperimentale curato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, che vede un campione anche di popolazione polesana partecipare a questo progetto. Poi spiegherò nel dettaglio quindi questa situazione. Allora, per quanto riguarda, andrei con le diapositive, ecco, al tabellone. Allora, dopo vediamo il bollettino, andiamo con il tabellone. Eccolo qua. Allora, questa tabella è il cruscotto che abbiamo realizzato, che è costato impegno e fatica, perché l'abbiamo messo in piedi noi dal punto di vista informatico. Sembra una semplice rappresentazione grafica, ma c'è un grosso lavoro dietro. E diciamo che i primi file erano rappresentati dai fogli di appunti che quotidianamente io, il dottor Formaglio, la dottoressa Bellè e tutti gli altri nelle quotidiane riunioni riempivamo, e poi mano a mano questi fogli, anche con qualche imprecazione, si sono trasformati in uno strumento veramente utilissimo. Questo strumento, che ripeto ha avuto questa fase di evoluzione dai singoli fogli ad un cruscotto dove, struccando il bottone, si vede tutta una serie di dati. Questi sono una piccolissima parte di tutti i dati che abbiamo a disposizione. Questo cruscotto, ripeto, sia nella sua forma embrionale dei fogli scritti a mano, che man mano che si è evoluto è stato il nostro strumento di azione, di pianificazione dell'attività quotidiana. Quindi avevamo la situazione sotto mano, cioè di come stavano andando le cose, dove c'era da andare a migliorare, a intervenire, ad aggiungere e quant'altro, proprio nelle azioni da mettere in campo. Qui riassume chiaramente un po' tutta l'attività. Questa è la fotografia ad oggi alle 9 di stamattina di cosa è stato fatto. E vedete che ecco, questo foglio rappresenta tutta l'attività dello screening di sanità pubblica che è stato messo in atto dalla Regione, che vede con una tempistica che varia dai 10 ai 30 giorni, quindi costantemente, vede l'esecuzione dei test sierologici rapidi, dei tamponi. Qui riportiamo per semplicità, riportiamo solo l'attività dei tamponi eseguiti, e in questo
Questa attività di screening, questo piano di screening di sanità pubblica interessa le cosiddette categorie a rischio che sono rappresentate dai dipendenti dell'azienda sanitaria, da altro personale sanitario, vale a dire i medici di base, pediatri di libera scelta, guardia medica, eccetera. Le strutture private accreditate, nel senso che anche quel personale, cioè i test vengono eseguiti a carico delle strutture private, ma i risultati vengono portati nell'ambito del piano di sanità pubblica. Riguarda le RSA, o case di riposo come vogliamo chiamarle, quindi residenzialità per gli anziani non autosufficienti, residenzialità disabili, residenzialità psichiatrici e tossicodipendenti, tutto quell'insieme che noi chiamiamo volgarmente case di riposo. Interessa il personale delle farmacie e parafarmacie, i lavoratori dei servizi essenziali, protezione civile, forze dell'ordine, polizia locale, vigili del fuoco. Ecco, interessa quelle ditte private, quello è è un'attività di screening che avevamo fatto tempo addietro nell'ambito di un paio di ditte dove si erano registrati dei casi di positività. Poi per quanto riguarda le aziende private produttrici, vi parlo anche del progetto regionale sperimentale di screening. E poi riguarda il personale esterno che lavora nelle sedi delle ULSS, vale a dire le ditte che eseguono le pulizie, le ditte della ristorazione, i gestori del magazzino, insomma, ecco, quindi tutti quelli che hanno a che fare con l'azienda sanitaria. Stiamo parlando quindi di una massa importante, perché vedete stiamo parlando di quasi 9.900, quasi 10.000 teste, insomma, che vengono coinvolte in questo processo di screening che ha la sua periodicità, come ho detto, che va dai 10 ai 20 ai 30 giorni. Nel caso dei dipendenti dell'ULSS maggiormente esposti a rischio, pronto soccorso, malattie infettive, rianimazione, area Covid, ogni 10 giorni eseguono il tampone. Quindi perché questo screening? Perché, come ho detto prima, noi oggi abbiamo come target, abbiamo eliminato dalle strade il virus non circola più, no? Ecco, adesso noi dobbiamo cercare di andare a trovare queste situazioni di positività nascoste, nel senso le persone asintomatiche. Quindi lo screening ha questo obiettivo, cercare di andare a individuare, soprattutto nelle categorie maggiormente a rischio, che quindi possono essere esposte a contatti con persone positive, individuare eventuali positività. Quindi voi capite che la mole di lavoro è notevole dal punto di vista anche delle persone che sono state messe in campo per eseguire l'attività di screening, tamponi, test sierologici. Dal punto di vista organizzativo è particolarmente impegnativo, sedi, quindi la necessità, appunto, i vari aspetti logistici, però insomma sta dando buoni risultati. Soffermiamoci un attimo sui risultati. Per quanto riguarda i dipendenti dell'ULSS, diciamo che storicamente dall'inizio dell'epidemia ad oggi noi abbiamo avuto 41 positività, oggi residuano 6 situazioni di positività. Lunghe perché sono storiche queste 6, diciamo che oramai hanno quasi 2 mesi di datazione. Prossimamente useremo il carbonio radioattivo per datare quando sono partite. Scusate, era una battuta così, ma per dire, insomma, ecco, che sono situazioni di positività di lunga data che sono
tipiche di questa patologia, la cui positività anche nelle persone asintomatiche dura per lunghissimo tempo. Però ecco, quello che mi preme sottolineare è che su 2.954 dipendenti dell'ULSS abbiamo riscontrato in tutto 41 positività, un tasso bassissimo, che vuol dire che cosa? Che il nostro personale ha lavorato con attenzione per se stesso, ma quindi attenzione anche per gli altri, cioè avere avuto pochissimi casi di positività nel nostro personale vuol dire che ci sono stati anche meno rischi di contagio per quanto riguarda le persone ricoverate. Abbiamo avuto un paio di focolai, e non lo dimentico, nell'area chirurgica, in urologia nello specifico e in geriatria. Poi per quanto riguarda anche l'altro personale sanitario, i medici in medicina generale, vedete che da un punto di vista storico ci sono stati in tutto 3 casi di positività, tutti azzerati, tutti negativizzati. E che cosa vuol dire? Che chi si è recato dal proprio medico di base si è recato in una situazione di sicurezza. Ecco. Per quanto riguarda le case di riposo, e stiamo parlando degli operatori, abbiamo avuto anche qui un numero veramente basso rispetto anche alle altre province di operatori che nel corso dell'epidemia Covid sono stati riscontrati positivi. 8 in tutto, 16 in tutto nella residenzialità, nelle case di riposo per anziani non autosufficienti, 18 in tutto per quanto riguarda le strutture per disabili. Di questi ad oggi ne rimangono positivi ancora 1, e vi assicuro che questa positività è una delle primissime che abbiamo avuto, e veramente questa sì che è proprio tanto storica. Quindi un bassissimo tasso di positività tra gli operatori e le case di riposo, che mi permette anche qui di dire che cosa? Che le case di riposo hanno lavorato con grande attenzione fin dal primo momento. Io non smetto di ricordare che il giorno 26 di febbraio, il giorno prima abbiamo fatto una conferenza dei sindaci, il giorno prima ancora abbiamo fatto un incontro con tutti i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, il 26 con le case di riposo, dove abbiamo definito con loro le misure da adottare immediatamente per garantire la sicurezza all'interno delle case di riposo. Cioè ci si è mossi per tempo, si sono mosse per tempo nell'attivarsi le case di riposo. Abbiamo fin da subito cercato di fornire loro i dispositivi di protezione individuale anche in un momento in cui era difficile reperirli. Insomma, questo risultato non è il frutto del caso, è il frutto di un lavoro importante che le case di riposo hanno fatto, di un lavoro estremamente serio e preciso che hanno fatto dall'inizio dell'epidemia. Per quanto riguarda i lavoratori dei servizi essenziali, e stiamo parlando di 2.600 persone che viaggiano quotidianamente nelle strade del nostro territorio, che hanno contatto con le persone, vedete che il risultato è veramente molto importante, nel senso che abbiamo ad oggi 0 positività, quindi anche questo un aspetto particolarmente importante. Sì, c'è in questi lavoratori dei servizi essenziali abbiamo una positività che è un dato di un vigile del fuoco, ma che risale oramai a aprile, a marzo, quindi insomma anche qui un dato storico. Bene, veniamo all'altra, quindi insomma questo quadro dello screening ci conferma quello che ho detto all'inizio, che il virus non sta circolando. Questo è un dato estremamente importante. E con questo screening noi andiamo a cercarlo dove eventualmente fosse nascosto.
L'altra diapositiva è quella relativa agli ospiti delle case di riposo. Ecco, anche questo è un dato importante, perché le nostre, credo che tutti voi avete il ricordo di immagini dei giorni scorsi, e per fortuna sono immagini che non si stanno più ripetendo, delle situazioni nelle case di riposo di alcune province del Veneto e al di fuori del Veneto. Diciamo che anche qui, per quanto riguarda gli ospiti delle case di riposo, grazie al lavoro che è stato fatto, i risultati ottenuti sono estremamente lusinghieri. Abbiamo nel totale 105 casi di positività, che non sono certamente pochi, ma ripeto, su 2600 ospiti sono una percentuale estremamente bassa. Fondamentalmente queste positività hanno interessato l'area dei disabili e in particolare, come più volte ho avuto modo di dire, la struttura di Fratta e e gli istituti polesani di Ficarolo, area disabili, per un totale di 94 positività. Di queste 94 positività oggi ne residuano solamente 12, ancora 2 a Fratta, ancora 10 a Ficarolo, la maggior parte si sono negativizzate, quindi col tempo anche questi andranno a negativizzarsi. Per quanto riguarda gli anziani, di quei 10 casi, la maggior parte si riferiscono alla piccola casa Il Padre Leopoldo, che peraltro è anche una struttura per anziani autosufficienti. Inizi di marzo, proprio i primi giorni di marzo, e va bene. Quindi le nostre case di riposo sono uscite pressoché indenni, diciamo, da questa situazione. E, ripeto, qui non è stato frutto del caso, ma anche questo risultato non è stato frutto del caso, ma è stato il frutto di un lavoro importante che è stato eseguito. Quindi facendo un po' le somme, praticamente noi abbiamo eseguito fino ad ora 28.500 tamponi, sono all'incirca 600 al giorno, dai 600 ai 650 quelli che eseguiamo, tenendo presente che noi siamo per la maggior parte dipendenti dal laboratorio di Padova, il quale ha alcuni problemi legati ovviamente alla mole di lavoro che compie, a qualche incidente, nel senso rottura di attrezzature che capita. Sono macchine che dall'inizio, dal 21 di febbraio, non hanno mai smesso di lavorare. Sono macchine che in tempi di pace facevano un decimo, anche meno, del lavoro che hanno fatto e non H24 come hanno fatto in questo periodo. Ma ci siamo attrezzati fin dall'inizio anche noi con una nostra autonomia. Su 300 abbiamo girato una macchina che avevamo, ne abbiamo avuta una di nuova dalla regione, insomma, e riusciamo ad avere quella autonomia locale di 250 tamponi al giorno, che sono quelli che ci servono per le diagnosi urgenti, quindi quelle che facciamo per lo screening preoperatorio, le persone che arrivano in pronto soccorso, il caso sospetto, la diagnosi clinica. Quindi questo ci ha permesso fin dall'inizio di avere però una rapidità di dosaggio del test, una rapidità di risposta per i casi, diciamo, più urgenti. Quindi abbiamo eseguito fino ad oggi 28.500 tamponi, siamo sempre stati nell'ambito della media regionale del numero di tamponi per 1000 abitanti, quindi
si è lavorato sempre con grande impegno e sono tante le persone che sono dedicate appunto a questa attività e diciamo che quindi ad oggi ecco il quadro che abbiamo, ma andiamo al bollettino allora, ecco, che ha una nuova veste grafica, diciamo che ad oggi, insomma, in questo bollettino noi abbiamo dall'inizio dell'epidemia ad oggi 449 persone che sono risultate positive. Se riusciamo a non toccare quota 450 io ne sarei anche contento, rimaniamo lì e non arrotondiamo la cifra. Di queste persone, ecco, quindi stiamo parlando dei positivi, no? Ecco, di queste persone positive, 35 sono in isolamento domiciliare, come dicevo 0 ricoverati, nel senso che parliamo di persone positive, in realtà ne abbiamo 4 persone ricoverate ancora in area Covid perché pur essendo negativizzate hanno ancora dei sintomi. Abbiamo avuto 34 decessi, da un po' di giorni insomma non abbiamo avuto nuovi decessi e penso che la situazione per quanto riguarda questo triste aspetto si sia stabilizzata. I guariti sono 380, rispetto a ieri abbiamo un guarito oggi. Diciamo che oggi quindi noi abbiamo in Polesine abbiamo a livello domiciliare 35 persone ancora positive che sono in quarantena, quindi ad oggi in Polesine residuano 35 persone positive. Numero estremamente basso. I sorvegliati che vedete in cima sono le persone in isolamento domiciliare, i contatti di persona positiva poste in isolamento. Io non smetterò mai di sottolineare che l'azione dell'isolamento dei contatti è stata una delle nostre armi vincenti, principali. Molti sono i fattori che hanno contribuito ai risultati del Polesine, geografici, urbanistici, sociali, anche il comportamento delle persone, ma oltre a tutti questi, una quota di fortuna, c'è stato anche veramente il grande impegno che è intrapreso nella attività di isolamento delle persone venute a contatto. L'ho già detto in altre occasioni, una strategia diversa, ad esempio in Lombardia hanno fronteggiato l'epidemia puntando tantissimo sulla forza dei loro ospedali, che come ho già detto altre volte sono delle corazzate, però sono stati investiti da un'ondata imponente. Quindi loro ricoveravano i positivi, ricoveravano anche i contatti. Questo ha fatto sì che poi alla fine nell'ospedale ci sia stata anche una catena di trasmissione dell'infezione e ripeto, l'ondata che ha investito gli ospedali della Lombardia è stata veramente imponente. Noi abbiamo seguito un'altra strada che ha puntato tantissimo, non intendo il sistema sanitario del Veneto e nello specifico qui in Polesine, abbiamo puntato fortissimo sull'attività dell'isolamento ed è stata un'arma vincente. Bene, questo coi numeri, vediamo la foto del morbillo. Ecco, questa è la situazione oggi. Praticamente i tondini del morbillo qui in Polesine ci indicano dove abbiamo oggi persone in quarantena, cioè i 35 positivi in quarantena domiciliare e i 113 in isolamento domiciliare sorvegliati. Vedete com'è rarefatta la situazione.
Quindi insomma c'è questa, la mostro proprio per dire se abbiamo presente da dove siamo partiti, cioè a dove siamo arrivati oggi, insomma, ecco. Un importante lavoro di territorio, di comunità e anche un importante lavoro della squadra sanitaria dentro l'ospedale e fuori dall'ospedale. Chiudo con alcune, così vi dicevo, gli screening, allora le attività di screening. Vi ho parlato dello screening di sanità pubblica attivato dalla Regione. Avete visto a chi è destinato. Per quanto riguarda le modalità, poggia su 2 elementi, il test sierologico rapido ed il tampone, usati in alternanza. Sono 2 cose diverse, l'ho detto molte volte, l'unico strumento di diagnosi è il tampone, il test di biologia molecolare, perché lì si va alla ricerca dei pezzettini di RNA del virus, quindi si fa diagnosi se il virus è presente o meno nella persona. Quindi per questa campagna di screening di sanità pubblica ci avvarremo anche a breve dell'utilizzo degli spazi del Censer e ci avvarremo anche della collaborazione della Croce Rossa. Fino ad ora l'abbiamo fatto con il nostro personale dell'azienda, stiamo definendo una convenzione con la Croce Rossa e la Croce Verde, con la Croce Rossa per il distretto 1 qui di Rovigo, con la Croce Verde per il distretto 2 di Adria, che ci daranno una mano per l'esecuzione di questa campagna di screening e nello specifico loro si occuperanno dell'esecuzione del test rapido, del test sierologico rapido, vale a dire la puntura del dito, sangue capillare, goccia di sangue sul kit e valutazione appunto di positività o meno del kit. E siamo nell'ambito della campagna di screening di sanità pubblica della Regione. Poi dicevo che prenderà il via anche in Regione del Veneto e quindi anche in Polesine, prenderà il via, non è ancora partita, prenderà il via un progetto sperimentale voluto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità per l'esecuzione di una serie di test sierologici da prelievo venoso. Va bene. Che obiettivo ha questo progetto sperimentale? È quello di fare una mappa della sierologia, dell'immunità, diciamo, lasciata dal virus a seguito dell'epidemia. Quindi non fa una diagnosi di positività o negatività della presenza del virus, questo ha uno scopo completamente diverso, realizzare una specie di mappa sierologica, va bene, dell'immunità relativamente al passaggio del virus. Non è ancora partito. In questo caso a livello ministeriale è stato definito un protocollo d'intesa con la Croce Rossa che curerà la realizzazione di questi test. Ecco, e anche per questo con la Croce Rossa stiamo definendo i dettagli e non appena arriveranno le indicazioni operative partiremo. Interessa un campione di popolazione di 580 persone, circa 600 persone, dislocate in 9 comuni del Polesine. Non chiedetemi quali sono perché non me li ricordo. Quindi è un campione, insomma, polesano. Queste persone verranno chiamate, si recheranno nei nostri punti prelievo perché essendo il test realizzato tramite un prelievo di sangue venoso devono esserci le condizioni adeguate per l'esecuzione del test, ecco, quindi non verrà eseguito al Censer come avevo anche erroneamente affermato nei giorni scorsi,
Il test, quindi il prelievo, verrà eseguito nei nostri punti prelievo a seconda da dove viene la persona, andranno ad Adria, a Rovigo, a Trecenta, a Badia o dove insomma ecco, sarà più comodo, e poi verranno processati questi test, la Croce Rossa li invierà ai laboratori in competenza e verranno processati e raccolti i dati. Quindi questo è un altro progetto, un'altra attività di screening che è curata dal Ministero della Salute, che si affianca a quello della Regione ma è distinto anche come obiettivi. C'è infine un terzo screening che è un progetto sperimentale messo in atto dalla Regione anche nell'ambito della ripresa delle attività produttive dei campioni di aziende produttrici. Questo progetto prevede l'esecuzione di test sierologici rapidi nei dipendenti di questo campione di aziende. Per quanto riguarda il Polesine, sono 5 le aziende che avevano dato spontaneamente l'adesione al progetto regionale. Stiamo anche qui definendo le modalità amministrative tra regione e aziende che hanno aderito. Dalla prossima settimana probabilmente parte questo test che vedrà impegnato circa 1 migliaio di dipendenti di queste 5 aziende polesane. Anche qui qual è l'obiettivo? L'obiettivo, utilizzando i test sierologici rapidi, quindi la goccia di sangue capillare venoso, l'obiettivo è quello di valutare qual è la situazione, diciamo, su queste circa 1000 persone ed eventualmente individuare eventuali casi positivi, perché nel caso di test rapido positivo si effettua immediatamente il tampone per la conferma di diagnosi. Va bene, io non avrei altro da aggiungere se non quello di ricordarvi che anche se la situazione ci incoraggia fortemente per il futuro, ecco, questo futuro ce lo dobbiamo costruire con l'impegno di ognuno di noi e mantenere così incoraggiante come è oggi. Per cui le solite raccomandazioni, che sono quelle di utilizzare quando siete al di fuori di casa vostra, anche dentro casa vostra, tutte le accortezze, pulizia delle mani frequentemente, igiene nell'ambito della casa, ma soprattutto anche quando siete fuori al lavoro, vita di relazione, il ristorante, bar, eccetera, le regole che conoscete bene. Utilizzo della mascherina, sanificazione delle mani o utilizzo dei guanti, mantenimento della distanza di sicurezza, evitare gli assembramenti. Valgono sui luoghi di lavoro, luoghi di relazione, sulla spiaggia, sono sempre le solite cose, ma vedo che ci si sta abituando, insomma, anche senza grandi sforzi. Va bene. Buon pomeriggio. Domande per maggiore accuratenza.